Mister Edoardo Gorini, che cosa significa essere nuovamente il condottiero di questa squadra, del Treviso Football Club, tra i professionisti però? È un grande onore e onestamente sono fiero di essere stato l'allenatore che ha riportato il Treviso tra i professionisti dopo tanti anni, quindi va dato merito alla grande annata che è stata fatta l'anno scorso e cercheremo di dare continuità. È chiaro che la Serie C è un campionato molto tosto, molto impegnativo, quindi questi 9 giorni in ritiro sono molto importanti perché dobbiamo cercare di creare il gruppo, di mettere dentro i concetti tecnici, tattici e fisici e quindi diventa un periodo molto importante anche perché la squadra per gran parte è stata modificata, è nuova, quindi ripeto è un periodo molto importante e impegnativo. Che prima impressione le hanno fatto, in particolare i nuovi arrivi? C'è grande disponibilità, c'è grande voglia di lavorare, c'è grande appunto disponibilità al sacrificio e questo per me è molto importante, quindi dovremmo essere bravi a creare un po' quell'alchimia che si è creata anche l'anno scorso, però ripeto la squadra per gran parte è stata rinnovata, quindi bisogna fare un altro grande lavoro. Il fatto che i giocatori diano grande disponibilità è già un passo avanti, però siamo qui da una settimana e quindi c'è da fare tanto sicuramente. Dicevamo, la Serie C è ovviamente il professionismo, è completamente diverso dalla Serie D, però lei l'esperienza in fatto di professionismo non manca, mister? Sicuramente, però ripeto, una squadra è nuova, ci sono dei giocatori sicuramente di categoria, che però vanno assemblati, cioè non è che in automatico se tu prendi dei giocatori che sono di categoria o dei giocatori forti automaticamente vinci. Per questo periodo qua diventa molto importante proprio per questo motivo qua. Ripeto, per me quello che fa la differenza sono sempre le persone. Abbiamo puntato molto sulle persone e questo è già un passo importante. Poi ripeto, c'è tanto lavoro da fare in campo e fuori, ma siamo qui apposta. Perché oltre all'aspetto puramente tecnico, tattico, su cui sicuramente starete lavorando, bisogna anche lavorare proprio sull'amalgama del gruppo. Sì, quello è un aspetto fondamentale sempre, è l'aspetto che fa la differenza e da quel punto di vista lì stiamo cercando di portarci avanti. Abbiamo trovato delle ottime strutture, che è importante qui lavorare bene, riposare, mangiare bene. E quindi sicuramente siamo contenti di questa sistemazione e ringraziamo per la disponibilità che ci è stata data. Che genere di allenamenti state facendo in questi giorni? Sono belli intensi, tosti, come la preparazione? Tutti doppi allenamenti, quindi è sicuramente un periodo dal punto di vista fisico molto importante. Stiamo cercando oltre all'aspetto fisico di mettere dentro dei concetti tecnico-tattici che sono quelli e sono la base che poi ci porteremo avanti per tutto l'anno. Quindi ripeto, è un periodo molto importante, è importante stare insieme, creare gruppo e ripeto, siamo in una... Scusi, quelli 2 o 3 concetti fondamentali che devono per forza essere all'interno di ogni giocatore del Treviso. Sì. Quali sono? Dal punto di vista tecnico-tattico sono tanti i concetti. Quello che è fondamentale è sempre la disponibilità dei giocatori, quindi è fondamentale che i giocatori, la fame, io ho sempre detto, le mie squadre sono sempre state delle squadre che hanno grande voglia, dal punto di vista dell'atteggiamento non dobbiamo mancare, quindi questo è l'aspetto sul quale insistiamo molto. Poi l'aspetto tecnico-tattico si mette dentro, ma la base è quella e deve essere quella dall'inizio alla fine. Possiamo dire che c'è quella qualità in più per pensare a qualcosa in più della salvezza già da adesso? Dobbiamo andare per gradi, adesso è presto sicuramente, siamo qui da una settimana, ci stiamo conoscendo, abbiamo puntato su dei giocatori di categoria, dei giocatori sicuramente validi, ma ripeto, i giocatori sono importanti, devono giocare insieme, devono stare assieme, devono aiutarsi, devono cercare di dare tutto per il compagno, è quello che ha fatto la differenza l'anno scorso e che lo fa
in ogni annata in qualsiasi categoria.